Eder, Mac, Pallister. La famiglia di Liliana ha chiesto a Babbo Natale nella letterina un solo regalo, che Sebastiano dica la verità. Ma guarda, io non ho niente da nascondere, quello che nascondono sono loro certe cose. Io mi rivolgo a Sterpin, ho detto quest'uomo deve vergognarsi, sono 2 anni che sta infangando Liliana su tantissime cose, ad esempio veniva con me a fare l'idromassaggio nella vasca, eravamo tutti nudi, ci siamo baciati, si sedeva sulle mie ginocchia. Ma guarda, sono cose che mi hanno ferito in una maniera spaventosa. Io dico, questo signore non si vergogna di quello che sta dicendo. Io non vado in cimitero a fare sceneggiate come hanno fatto loro, capisci? Questa è la realtà. Ma secondo Sergio, quando Liliana è sparita, la tua non è stata una reazione da marito preoccupato. Ma questo lo dice lui. Io, quello che ho sofferto, quello che ho pianto io in quei giorni, soprattutto per il fatto che questi amici vicini di casa che hanno incontrato Sterpin, poi sono venuti a casa mia con stratagemma e, diciamo, per giorni non mi hanno detto cos'era successo a Liliana, soprattutto che loro sapevano che Liliana era scomparsa. Questa è la cosa che non perdonerò mai a Gabriella, Micheli e a Salvo, assolutamente. Ma non puoi dire che Claudio Sterpin per te era uno sconosciuto, anche perché ricordiamo che ultimamente Nicodemo Gentile ha tirato fuori l'informazione secondo la quale ci sarebbero delle foto di Sterpin tra i tuoi dispositivi. Non era uno sconosciuto, io l'avevo anche fotografato assieme a Liliana, cioè lui era presidente del marathon dove Liliana faceva le maratone e tutto quanto, perciò per me era un suo amico, come ne ho tantissime io di amiche, e di conseguenza ci sentiamo, ci scriviamo, capisci questo? Poi che il signor Sterpin nella sua fantasia si sia creato un film su Liliana per nascondere forse qualcosa, non lo so. Io ti dico, tante cose stanno venendo fuori. Poi la storia delle lenzuola, guarda, pazienza, no, guarda, no comment, è proprio veramente vergognoso, guarda. Lei chissà da quanto tempo gli aveva già detto di noi. Lui lo sapeva, sicuramente, perché la stava seguendo da qualche mese, in bicicletta. Ma ti è mai capitato di incrociarlo mentre la seguiva? Quando eravamo a Monza avevo proprio detto a Claudio Sterpin, ma non è che Sebastiano seguiva Liliana il martedì? E l'abbiamo incrociato una volta anche a San Giacomo. Lei ha detto che adesso è passato Sebastiano. E dopo nel specchietto retrovisivo l'ho visto ed era il punto preciso all'incrocio con la via Ponziana. Testimonianze ci sono anche del fatto che lui la seguiva, me l'ha detto Sergio, è capitato più volte dove lei con lui andavano o a fare la spesa o che lui combinazione capitava lì con la bicicletta, come mai? E quando tu hai visto Sebastiano, secondo te lui ha visto te? Tra l'altro avevo ipotizzato con Claudio anche questo, cioè che Sebastiano quando seguiva Liliana scattava delle foto a Claudio e a Liliana per tenersi pronte delle prove nell'eventuale ipotesi di separazione. Io sono convinto di sì, eravamo in macchina, io non l'ho visto perché in macchina non guardi la gente, guardi il traffico, ma lei che invece era seduta qua, lei lo ha visto benissimo e ha detto ecco adesso abbiamo incrociato Sebastiano. Però hai detto che lo avevi visto nello specchietto retrovisore. Ne ho parlato, però le ultimissime sue parole sono state dopo che parlemmo e non è riuscita a farlo. Quelle sono le ultimissime sue parole che io ho sentito. Nelle ultime versioni di Sebastiano, Liliana l'ultima notte è disperata. Perché? Ha fatto baruffa, semplicemente. Hanno fatto baruffa, hanno litigato sia la sera, ci sono testimonianze che li hanno sentiti litigare appena usciti dalla cena, quella l'ultima purtroppo, dove lei mangia bocconi amari e lui continua a riprenderla come a sfidarla. Lei è seduta, non ha alzato la testa una volta, non ha mai guardato in faccia chi la riprendeva, che poteva essere solo che lui. Tu vai al cimitero quasi ogni settimana a trovare Liliana. Io lo considero un continuare a mantenere legame. Lì non può essersi suicidata, non lo credo neanche se la vedo. Sebastiano, hai sentito le profonde verità di Claudio, che ne pensi? Guarda, io non mi devo confrontare con il signor Sterpin, assolutamente. Sono cose della sua fantasia, cose che non può provare, cose sue. Io so di aver avuto mia moglie vicino a me sempre, ci siamo sempre voluti bene, sono stati momenti molto molto belli e perciò tutte queste cose che sta dicendo
Sono pensieri suoi. Io non posso confrontarmi. Guarda, io te lo chiedo a te, ma tu veramente credi a questo signore? Non dovrei? No, sono cose sue, no? Ma dai Sebastiano, posso anche non credergli, però tu tante volte hai esagerato. Guarda, non arrabbiarti, io sono fatto così. Cioè uno se dice qualcosa le deve provare, deve mostrare, deve dire no, ma sai, io ho pensato, io questo, quell'altro. L'hanno visto litigare. Ma chi? Cosa? Cerca di capire, dai, io non vengo lì a confrontarmi con questo signore che ha mancato di rispetto a Liliana e a me. Questo è quello che sto dicendo. Però anche Sergio ha detto la stessa cosa. Beh, sono cose che dice il fratello, scusa. Il giorno in cui io ho conosciuto Sebastiano era un ennesimo caffè con Liliana, una decina di anni fa. Lui girava in bicicletta e ricordo che Liliana gli disse ma vieni qua, vieni a bere anche tu un caffè con noi. Lui è venuto, è stato forse 3 minuti e poi è andato. Il tempo di vedere chi ero. Quindi c'è stata come una sensazione che volesse controllarla. Anche Lucia, come vedi, parla di controllo. A quanto pare mezza Trieste lo pensa. Siamo della banda degli onesti, capisci? Sono tutti onesti in questa banda. Capisci che hanno cosa da dire? Perché non le hanno dette a suo tempo? Dopo 2 anni vengono fuori? Sebastiano, devi essere sportivo. Loro dicono le cose solo adesso, ma anche tu stai dicendo un paio di centinaia di cose solo adesso. È la realtà, cioè io cosa vuoi? Io racconto quello che è la realtà delle cose. Dopo 2 anni io su certe cose ho risposto alla procura tutto quello che mi hanno chiesto. Adesso aspettiamo che la dottoressa Cattaneo faccia quello che deve fare, almeno sapremo, questo è importante, sapremo quando è morta, come è morta e perché è morta. Questo io voglio sapere. Dopo 2 anni ancora io non so cosa è successo a mia moglie. Questo io devo ascoltare il fratello, quello o quell'altro. Lo potevano dire a suo tempo, adesso vengono fuori perché si scambiano. A me me l'ha detto il fratello, me l'ha detto quello, me l'ha detto la cugina, mi ha detto dai. È una sceneggiata, hanno tutti capito un po' come funzionano le cose lì. Dai, mi scuso per la volta che mi sono un po' arrabbiato. È stata uccisa, non si è suicidata. L'hanno suicidata. Vorrei sapere perché è stata fatta ritrovare. Chi aveva l'interesse a farla ritrovare? Io sono sicuro che il marito c'entri qualcosa. Potrebbe essere una motivazione economica. Lui non mi ha aiutato, non ha detto Sergio andiamo a cercarla. L'unica cosa che lui mi ha detto, guarda io senza la Lilli non riesco a vivere, ho 560 euro al mese di pensione. Mi preoccupava appunto del fattore economico, non di Lilli. A me non interessa il fatto di amanti e cornuti, non mi interessa. Io voglio sapere perché mia sorella è stata fatta ritrovare. Sebastiano dice che si è preso Liliana alla faccia vostra. Ma cosa ha portato via lui? Ma scherziamo? Ma cosa era un giocattolo? Un cane? Cosa causò questa rottura fra di voi? Che non mi piaceva. Era una persona falsa, parassita, la sfruttava. Lui non lavorava, lei lavorava. Lui la sfruttava economicamente di sicuro. Cosa può essere successo? Avranno litigato perché lui sapeva già. Lui sapeva già della relazione tra Lilli e Claudio. La sapeva già. La controllava. Io mi vedevo ogni tanto con mia sorella, Sebastiano arrivava là. Lei si incontrava con mia moglie e mia figlia, tac, e arrivava Sebastiano. Come sapeva che era là, lo controllava. C'è stata come una sensazione che volesse controllarla. Dalla lite per il funerale con Sebastiano non hai più parlato? No, non ho più parlato. Per fortuna non ho più parlato. Se dovessi parlargli, cosa gli diresti? Che dica la verità, lui sa di sicuro. Sergio parla di verità, ma a quale verità si riferisce? Ah, non lo so, lo dica lui. Guarda, io per 1 anno e mezzo ero l'assassino e mio figlio era quello che mi ha aiutato. Capisci? Hanno tentato di tutto, il cordino, il cavo, la corda e quello, quell'altro. Cioè veramente, guarda, io ho sofferto le pene dell'inferno, però io vado avanti per la mia strada. Io sono sereno e tranquillo dentro e andrò alla faccia loro, guarda. Le cose non sono cambiate. Noi ci siamo sentiti l'altro anno per il suo compleanno. Lui mi ha detto papà fammi un regalo, non telefonarmi più. Io gli ho telefonato ancora 2 o 3 volte e poi
Lui non mi ha mai risposto, mai. E a tuttora io non so dove sia, cosa faccia. Quello che ha subito lui, gli hanno fatto il DNA, gli hanno messo sotto controllo i telefoni, tutta una serie di cose che veramente, come il complice di Sebastiano, ma ti rendi conto? Capisci? È strano che si sia arrabbiato con te, doveva capire che non fosse colpa tua quello che stava succedendo, a meno che non abbia avuto dei dubbi su di te. Ma che domanda mi fai, scusa? Guarda, se tu vedi al funerale lui è stato, io non l'avevo invitato, ma lui è venuto vicino da me, mi ha tenuto, mi ha abbracciato e mi è stato vicino. Dopo tutto quello che è stato fatto su di lui, è veramente vergognoso e penoso. Cos'è successo a Liliana secondo te? Guarda, è un mistero. Io rivedo quei filmati di Liliana che porta la spazzatura differenziata, che si avvia lungo la strada, nel piazzale Giuberti. Io non oso pensare, non oso immaginare cosa sia successo. Evidentemente quella telefonata delle 8:22 è la chiave di tutto. Evidentemente Liliana avrà detto a Claudio qualcosa di importante e questo io spero che magari un giorno venga fuori e basta. Tu cosa vuoi che ti dica? Ma si è suicidata o è stata uccisa? Guarda, non lo so. Io aspetto, ti dico, io ho il generale Cattaneo, Cristina Cattaneo che sta indagando, però c'ho il mio consulente generale Garofano, che ci vediamo spesso e anche lui non vede l'ora di esaminare quegli elementi, quel corpo, le tracce, quelle cose che ci possono dire qualcosa su quello che è successo a Liliana, come e quando. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.